Grazie a voi di essere qui e di partecipare alla quarta di un ciclo di 5 conferenze che ruotano intorno all'esposizione temporanea che è allestita al piano superiore. Conferenze che in qualche modo cercano di ampliare quella che è la presentazione dei temi dell'esposizione temporanea, ma che allo stesso tempo sono un po' la testimonianza di quello che vuol dire un vero lavoro scientifico a monte di un'esperienza come un'esposizione temporanea. Non si arriva a fare delle grandi esposizioni temporanee se non dopo un lungo lavoro scientifico di ricerca che impegna per anni gruppi di persone. E l'esposizione temporanea che è allestita sopra è anche il risultato di un lavoro comune, di un'amicizia profonda fra il Museo delle Culture e l'Università Ca' Foscari, in più persone, non soltanto nella persona esimia di Massimo, di cui sono onorato in questo momento di essere accanto, ma anche di altri colleghi, alcuni dei quali hanno già parlato in questo luogo. Vi dicevo, una ricerca lunga, profonda, che dura anni per poi far sì che gli esiti della ricerca siano duraturi, siano profondi, siano legati a un piccolo passo all'interno di un lungo cammino che è il cammino della cultura. Vi faccio un piccolissimo esempio. Oggi pomeriggio era qui con noi Dieter Leopold, il figlio del grande collezionista viennese che 10 anni fa inaugurò quello che è uno dei più grandi musei di arte moderna che esistono oggi in Europa. Ebbene, il signor Leopold, grande conoscitore d'arte, si è interessato proprio a quello di cui noi questa sera parleremo, cioè al senso del religioso che promana attraverso una scelta eccellente di immagini che sono quelle presentate dall'esposizione temporanea. E così come il religioso, anche il civile, anche il profano, anche il quotidiano, anche l'immagine della donna, anche le molteplici immagini di una civiltà sull'orlo di una crisi come era quella della fine dell'epoca dei Tokugawa, tutto questo costituisce un importante insieme, che è un insieme di studi, è un insieme di prospettive e anche un insieme, perché no, di legami che rafforzano le amicizie anche al di là dei confini nazionali. Questo credo che sia importante sottolinearlo, anche perché vedo molti giovani. Io poi sono particolarmente affezionato a questa cosa. Guardate, ho qui un dizionario italiano-cinese, ma non perché io ne capisca un fico secco di cinese. Lui ride perché lo sa, no? Perché ho mia figlia che studia cinese qui a Venezia. E quindi legami profondi che nascono da giovani, che si legano attorno a dei temi. L'arte è un grande connettore di questi temi e le tante scienze, le tante discipline servono senz'altro a rendere migliore un contesto in cui poi per tutti ci può essere un momento evolutivo. Smetto subito e do quindi la parola a Massimo Raveri per la sua conferenza La reinvenzione di una sacralità antica per la costruzione di un'identità moderna. Professore di religioni dell'Asia orientale all'Università Ca' Foscari, esimio esponente della sua disciplina. Sull'esimio. Buonasera a tutti. Io non posso nascondervi che sono un po' emozionato perché è la prima volta che io parlo in questa aula, pur essendo membro di questo istituto, e quindi mi perdonerete. Però vedo fra di voi dei volti a me cari, dei visi a cui sono molto affezionato, e quindi questo mi aiuterà a sciogliere un po' il mio imbarazzo. La mostra che abbiamo visto su è affascinante, assolutamente di una bellezza, nella delicatezza delle fotografie. C'è, come ha detto giustamente Paolo, un che di religioso, ma se notate sono poche le fotografie che parlano della struttura della istituzione religiosa in quanto tale. Sono poche, sono opache, quasi casuali, non sono significative. C'è due monaci, un prete shintoista che non si capisce bene, non hanno luce. Come mai? Perché la tradizione in quell'epoca, la tradizione spirituale giapponese era profonda, vivace,
La ragione perché non da una parte e dall'altra, cioè da parte dei fotografi occidentali e anche dalla parte dei fotografi giapponesi, non sapevano vederla e anche non volevano vederla. Tutte e due le cose. Il senso di questo nostro intervento è chiedersi perché. Perché di fatto questo silenzio sul fenomeno religioso nasconde una profondissima tensione. Di questo vorrei parlarvi. Quando gli occidentali arrivano a fine dell'Ottocento in Giappone non sanno nulla delle religioni dell'Asia in generale e del Giappone in particolare. Non dico i mercanti o gli uomini, i marinai, eccetera. Io parlo di missionari, sono in generale missionari americani protestanti, decisamente impreparati. Di fatto non era in parte colpa loro, perché il Giappone è rimasto chiuso per 3 secoli, chiuso in modo molto rigido. Le uniche notizie che circolavano venivano dai gesuiti cattolici, con le loro lettere dalla Cina diffuse nel mondo cattolico. Però loro non hanno la percezione di che cos'è il buddismo, la profondità del buddismo, la varietà delle sue scuole. Non sentono la differenza tra Theravada, Mahayana, Tantrayana oppure dello Zen. Non hanno, pensate, nemmeno la percezione della vastità, della diffusione del buddismo in Asia. Non ricollegano il buddismo in India, il buddismo in Cina, eccetera. I gesuiti non è che non parlassero della religiosità cinese, ne parlavano, ma tendevano a dividerli in due. I confuciani avevano tutto il loro rispetto e diventa un ideale, la Cina è la Cina confuciana di Voltaire. Però sul buddismo non c'è possibilità, è la falsità per definizione. E fa impressione leggere le lettere anche di persone illuminate come Matteo Ricci, che definisce il buddismo più volte il messaggio menzognero, una falsità e l'azione di Satana nel mondo. Ora l'azione di Satana nel mondo va combattuta e la falsità non può essere studiata, va solo distrutta. Questo era il messaggio che era arrivato. Gli inglesi cominciano a tradurre, è molto interessante perché gli inglesi traducono i testi, siamo nella fine dell'Ottocento, ma traducono i testi induisti, perché ormai hanno occupato l'India. E traducono i Veda, traducono l'Upanishad e traducono anche alcuni sutra. Ma facciamo attenzione con che occhi loro li traducono. Li traducono sull'onda del concetto di un'unità indoeuropea, che è un grosso mito. Cioè riescono in qualche modo a familiarizzare e a domesticare la diversità, rendendo tutte queste correnti, tutto sommato, sono le nostre antiche radici, sono nostre, ci appartengono. Non accettano la radicale alterità dell'induismo. Per quanto riguarda il buddismo, loro traducono i sutra, ma li traducono come una via mistica, loro non li accettano veramente. In buddismo non c'è più a quell'epoca in India, quindi ne parlano come un'esperienza essenzialmente testuale, fatta di misticismo e di etica e di atteggiamento etico-meditativo. Quando arrivano in Giappone è uno scontro, perché trovano un buddismo che non è il buddismo indiano, è tutt'altro, è un buddismo Mahayana, un buddismo Zen, Tantrayana, non è il Theravada, non sono le prime scuole, quindi molto diverso. Ed è un buddismo del vissuto che mescola giustamente attraverso ibridazioni, eccetera, buddismo con taoismo, con pratiche shintoiste, che è la vivacità, l'esperienza più bella della tradizione giapponese. E loro questo non lo possono accettare, non hanno strumenti teoretici per vederlo. Primo perché vedono una religione attraverso i testi e secondo perché sono assolutamente convinti dell'evoluzionismo culturale, che è una nefasta teoria, nefasta. E cioè che a ogni razza corrisponde un certo stadio dello sviluppo spirituale, della civiltà e un livello di sensibilità religiosa. Tutti i missionari sono convinti che questa sia una posizione scientifica. Quindi questa posizione scientifica relega tutte le tradizioni religiose dell'Asia a dei livelli infimi di sviluppo,
perché il vero sviluppo è univoco su una sola direttrice e si conclude con l'apoteo, con il vertice, lascio a voi immaginare, del cristianesimo temo inglese. Quindi non è possibile che i gialli abbiano una esperienza religiosa equiparabile dello stesso valore. Era così, sapete. Vengono giudicati come superstizioni, per quello che non hanno occhi per vederle. E io penso che si sente anche in parte di come scrivono, in certe fotografie che voi vedete, questo sguardo curioso, condiscendente, tutto sommato divertito. Non c'è dignità in quei monaci, non c'è il contesto. Io non vorrei dire, ma sembrano quasi dei buffoni. Oggi come sarebbe diverso? Pensate un fotografo che fotografa il Giappone, almeno metà delle foto sarebbero tutte sull'esperienza religiosa. Templi, giardini zen, monaci buddisti, shugenja, asceti taoisti. Ma quello che è interessante, quello che veramente ci pone una domanda, è che anche i giapponesi giocano lo stesso gioco. Cioè anche i giapponesi non accettano, perché sono loro i fotografi, non accettano di farsi vedere. Anche i giapponesi danno un giudizio negativo su questo, non vogliono che queste esperienze siano viste. Perché? Questo è un momento difficile per il Giappone, ma non solo per il Giappone. C'è un tentativo di incontro che a un certo punto fallisce. Guardate per esempio com'era difficile per un cattolico di allora incontrare l'alterità. Questa percezione noi l'abbiamo persa. Però vi riporto al 17 marzo 1865. A Nagasaki è una notte e bussano alla casa del vescovo Petitjean, Bernard Petitjean. È appena arrivato, è arrivato da poco. E sono 3 uomini che dicono possiamo entrare, lui li fa accomodare e gli dicono noi abbiamo 3 domande che i nostri antenati ci hanno sempre tramandato e sono: adori Maria Sama? Sei celibe? Il tuo sovrano vive a Roma? E lui a queste 3 domande risponde di sì. Sì, io adoro Maria, io sono celibe e il mio sovrano, il Papa, è a Roma. E loro rispondono, si inginocchiano davanti a lui, perché lui scrive come avvenne e dissero abbiamo lo stesso cocorò, abbiamo lo stesso cuore, abbiamo la stessa fede, siamo cristiani. Chi erano? Erano da 300 anni dei cristiani Kakuré nascosti, dalle sopravvissuti in villaggi del Kyushu, alle persecuzioni feroci e capillari del governo giapponese dello shogunato contro i fedeli del cristianesimo. Rischiavano la vita, per secoli hanno rischiato la vita, tramandando una ritualità legata al cristianesimo che si era andata leggermente perdendo, ma tutto sommato era rimasta. E Petitjean scopre che loro sono, per esempio, si battezzano, hanno una narrazione della Genesi, hanno un'idea di Gesù in croce, Maria che è un bodhisattva col bambino, e recitano l'Oraccio, che è il Padre Nostro, che è un misto di latino e di giapponese. Questa scoperta folgorante di una tradizione che dopo 3 secoli di persecuzione Petitjean incontra, si conclude con la richiesta di questi 3 cristiani, dicendo: se tu sei il vescovo, di l'Eucaristia per noi. E Petitjean rifiuta, gli dice di no. Per Petitjean allora non c'è un abbraccio di fratellanza. Petitjean rifiuta di pensare che loro sono cristiani e li perde. Diventeranno i cristiani, loro quella delegazione non ritorneranno più, perché lui vuole che loro si riconvertano, si ribattezzino, diventino di nuovo cattolici. Non riconosce la loro strada. Era difficile. Non era perché Petitjean probabilmente Petitjean era davvero un uomo piccolo, un uomo piccino,
Però gli strumenti che aveva erano davvero molto, molto duri con l'alterità, molto severi. Era colpa forse più del suo tempo che non della sua ristrettezza morale. Bene, il problema dei giapponesi è di trovarsi di fronte a uno scontro di questo genere. Guardate, non sottovalutatelo, è uno scontro micidiale, non ci sono feriti, è uno scontro decisivo, perché è in gioco in quegli anni il senso della modernità per i giapponesi e quale ideologia supporta, quale ideologia tiene e legittima il processo di modernità a cui loro si sono avviati. È il cristianesimo o no? Da una parte hanno i cristiani che sostengono i missionari, non c'è modernità senza cristianesimo. Te lo dice il processo evolutivo, l'evoluzione storica, che ci dà vincenti, quindi è confermata dai fatti. È una teoria scientifica confermata dai fatti. Che cosa era in gioco? Il rinnegare totalmente la loro tradizione spirituale, pur di essere moderni. Non era facile. Difatti loro tentano un'altra strada, io la trovo anche brillante, perché questi intellettuali che portano il Giappone alla modernità non avevano una strategia, non erano dei rivoluzionari che hanno una teoria. Per esempio immaginiamo Lenin o altri hanno una dottrina, la dottrina marxista-leninista, e la impongono, ce la fanno, seguono il tracciato. No, questi intellettuali erano degli intellettuali molto pragmatici che avevano di mira l'idea di modernizzare il Giappone, di portarlo a dialogare con le potenze occidentali per non essere occupati colonialmente. Quindi era una posizione di attacco-difesa. Ma gli mancava un'ideologia che sostenesse tutta questa operazione. E allora, dato che loro erano anche loro, pensate, questo è stato il dramma di tutto il terzo mondo, essere convinti di una teoria scientifica come l'evoluzionismo culturale che li negava, però che aveva tutti i carismi della scienza. E allora loro riscrivono la loro storia. Loro cioè vedono la loro storia nella griglia della storia europea, molto schematizzata, e dicono: va bene, la modernità è stata un medioevo caratterizzato dalla fede cristiana, quindi fede, devozione, oscurantismo. Poi i lumi della ragione, basati sulla spiritualità critica e sulla ragione scientifica. E noi, sostengono, abbiamo la stessa cosa. E fanno uno schema. Il periodo Tokugawa, che era il periodo storico immediatamente precedente, è il feudalesimo, perché il passato immediato è l'ostacolo vero da cui liberarsi. Il passato antico ormai è sepolto. Su quello si può reinventare, ma il passato di ieri è quello a cui dobbiamo in qualche modo esorcizzare, e quindi diventa tutto buio. È il buio della devozione, è il buio della religione. Però anche noi, anche il Giappone ha l'esprit de razionalité, che è lo Zen. Lo Zen viene visto come uno spirito critico elaborato, la tradizione critica di razionalità, di razionalismo elaborata dal Giappone stesso. Non aveva forme, in parte avevano ragione, non aveva forme devozionali, aveva pratiche meditative austere, era sempre stato attento alla criticità, era uno spirito critico e generalmente legato alle tradizioni, alle elite intellettuali. Quindi tutto sommato aveva le carte in parte razionale, certamente no, non era la via, però era una via molto colta. Potevano giocarsela la partita, adesso sono giocate. Però la partita in gioco non era un'analisi reale di quello che era lo Zen, la controparte non ne sapeva nulla e non era lì l'importanza. Difatti loro lo scoprirono quando andarono al Parlamento delle religioni di Chicago all'Esposizione Universale e cascarono nella trappola, perché fu una trappola. Non immaginate Assisi 2, Assisi 1, eccetera. No, l'Esposizione Universale era il grande evento. L'America si presenta al mondo, scelgono Chicago al centro dell'America, non New York, Boston, che ancora avevano
ricordi dall'Inghilterra. No, no, è questa l'America, piena fra le due coste, e il Parlamento delle Regioni è gestito dalla Chiesa protestante. L'idea è il cristianesimo nelle sue grandi braccia abbraccia e ingloba tutte le religioni. E la delegazione giapponese va ed esprime questa idea, e cioè abbiamo una tradizione religiosa che stiamo superando verso la modernità, abbiamo una via autonoma verso la modernità. Un paese non bianco si propone come un'alternativa parallela nella stessa logica, mantenendo la propria tradizione spirituale e legittimandola. Finisce drammaticamente, la delegazione viene sbeffeggiata, viene criticata, è una sconfitta bruciante che segnerà una svolta nella classe dirigente giapponese. Non ce l'hanno fatta. Non è possibile che ci esista una via alternativa al processo di civilizzazione dominato dai bianchi. Punto. È impensabile. Però la macchina va avanti, il governo ha messo in moto un processo che non riesce a fermare. Ed è un processo guidato sempre che cambia il Giappone radicalmente. Centralizzazione politica dell'amministrazione dello Stato, riforma delle tasse, costituzione di un governo parlamentare, educazione alimentare obbligatoria, sviluppo di un'economia capitalistica, industrializzazione preferita all'agricoltura, inurbamento massiccio, incoraggiamento delle imprese del settore privato, istituzioni finanziarie, sviluppo della rete di comunicazione, occidentalizzazione dei costumi della vita quotidiana, ricerca di un riconoscimento internazionale delle potenze occidentali. Il tutto in 20 anni. È un processo totalmente accelerato che a un certo punto loro svolgono anche con affanno e a un certo punto si rendono conto che c'è il senso in Giappone, in quegli anni, proprio gli anni di queste fotografie, un po' dopo, di un inizio, di un nuovo inizio, ma che il paese è estremamente fragile. Hanno uno slogan, che è uno slogan comunissimo, Wakon Yosai, spirito giapponese, tecnologia occidentale. Fu una illusione, era una bugia e fu un'illusione. Perché non avete dei cambiamenti così grossi come se fossero della tecnologia asettica. Tutti questi cambiamenti erano cambiamenti traumatici. Qual era il problema? E i governanti lo si trovano. E c'è un piccolo funzionario di provincia che scrive e dice: ci mandate ogni giorno dei documenti e delle circolari su come dobbiamo cambiare, ma non ci dite mai perché. E un alto funzionario scrive: il compito più urgente del governo oggi non è di emanare leggi e ordinanze, ma di comunicare ispirazione. È giusto. Cioè, un intellettuale scrive a un amico: so che cosa eravamo, lo so bene, ma non so più che cosa siamo e quale futuro, dunque ci possiamo aspettare. Il Giappone non si riconosce più in questo processo. Guardate che io sto parlando del Giappone, ma possiamo applicare questi processi, la logica di questi processi anche alla società contemporanea. Pensiamo ai paesi arabi, pensiamo ai paesi vittime del colonialismo, parliamo dei processi di globalizzazione, di come pongono in crisi con i processi di dinamica economica delle reazioni di senso di dispersione e di anomia. Non sappiamo più chi siamo. Siamo occidentali, siamo giapponesi, che cos'è? Vedete, una cultura è sempre un elemento dinamico, non può non essere dinamica. Il problema non è che una cultura copi o sia in interazione continua con altre, meno male, vuol dire che è vivace, che è produttiva. Il problema solo è di gestire questo cambiamento, perché ci sono delle fasi in cui c'è una certa coerenza, una certa stabilità fra dei valori condivisi e le norme. Quindi fa un tutto coerente, abbastanza coerente. L'incoerenza è data semmai dal ricambio generazionale, ma tutto sommato non c'è un problema. Il problema avviene quando un'eccessiva dinamica di interazione sociale, pensiamo all'intervento delle potenze coloniali su un paese africano, oppure dei processi come oggi noi assistiamo in Europa,
di un fenomeno di incontro, di migrazione di altre culture nelle nostre società, a un certo punto c'è un grado troppo alto di incoerenza nel sistema, cioè ci sono troppi punti di vista, troppi valori diversi e non tutti sono condivisibili e non potete convivere e non si trova la possibilità di trovare in qualche modo una mediazione. C'è un senso di caoticità. Ecco, il pericolo latente era quello del Giappone di allora. E si innesca e viene risolto da un discorso identitario. Costruiscono un'identità. Guardate che l'identità è un mito. Oggi si parla dell'identità, è un termine assolutamente abusato. L'identità è un sogno. Non esiste l'identità, esistono tante identità nel corso anche nel quotidiano. Oggi abbiamo tante identità e ne abbiamo tante avute. Ma, come l'idea delle radici, è un discorso rassicurante. Avere un'identità vuol dire che queste variabili, che sono eccessive, vengono rese semplificate e coerenti in un sistema. Sono le nostre radici. Le radici sono tante, ma l'idea di avere un sistema di pensiero chiaro, semplice, coerente e eterno, cioè che ha resistito alla storia. Sono le radici immutabili. È in realtà un progetto, non una visione del passato, è un progetto del futuro. È un progetto che fa in modo che il passato sia riletto in funzione di una motivazione per le prossime generazioni. E si dice questa è la nostra vera identità. Non è vero, non è vero. Ma pensare che la nostra identità è vera ci permette di sognarla, ci permette di essere più sicuri di noi. È un mito rassicurante. E quindi il Giappone lo crea, è quello che in realtà lo salva. Il prezzo però che pagherà il Giappone per questo mito identitario sarà davvero spaventoso. Quindi lo ha salvato dalle potenze coloniali, l'ha salvato dal disastro, ha portato altri disastri. E come avvengono le procedure di semplificazione? Attraverso un discorso religioso. Non avvengono attraverso un discorso politico, perché il discorso politico, l'ideologia politica, era nelle mani degli occidentali, non apparteneva a loro, non potevano usarlo. Il terzo mondo lo userà solo con il marxismo, perché è l'unica dottrina potenzialmente antiimperialista e anticolonialista, evoluzionista, quindi sarà perfetta per le culture e società del terzo mondo, ma non è in quel momento. E allora diventa un processo di semplificazione ideologica in cui la religione gioca un gioco fondamentale e non è più il buddismo, ma diventa lo Shinto. Loro cercano innanzitutto un luogo da sognare, un luogo dove noi eravamo così, dove noi possiamo rivederci come eravamo, e inventano il mito del villaggio natio, Furusato. No? E c'è la campagna, il villaggio, i nostri vecchi, le nostre abitudini, le nostre credenze, proprio mentre la politica del governo era di obliterare completamente l'agricoltura e portare a una industrializzazione forzata. Ma le cose non vengono sentite in antitesi, anzi sono in controbilanciamento. Il sogno di un arcadico, di un paesaggio che ci ricorda le nostre vecchie radici, le radici più vere, ci fa sì che noi possiamo gestire la modernità. E il paesaggio e questo Furusato, questo villaggio vive di una spiritualità reinventata. Perché come fanno a reinventare una religione? Non è difficile, fanno delle scelte molto chiare, altre culture le hanno fatte, il trend è abbastanza comune. Loro prendono non il buddismo, ma prendono lo Shinto come la religione più antica. Non pensate, perché in effetti era la religione più antica, ma non era costruita, ma era talmente vaga, talmente antica da poterci sognare sopra. E la costruzione identitaria avviene attraverso la somma di alcuni fatti o concetti che sono veri, quindi che toccano la sensibilità del mondo contemporaneo, del Giappone di allora, che erano innegabili, il culto ai kami, eccetera,
ma lo estrapolano, lo destoricizzano, lo astrattizzano, lo ricompongono in un insieme che è del tutto ideologico, è del tutto astratto, il culto degli antenati, eccetera. Il bello, cioè l'interessante, ma non userei la parola bello perché mi dà quasi un senso di angoscia, ma vi dà il polso di quello che era il periodo, e che questa costruzione identitaria di una religione che motiva il loro cambiamento verso la modernità è vista come un ritorno all'origine. Difatti la rivoluzione Meiji la chiamano la restaurazione Meiji, è un ritorno alle origini più vere, più autentiche dello spirito giapponese, ed è inventata, ma se noi guardiamo il frutto di questa invenzione, vediamo che hanno costruito una religione monoteista come il cristianesimo, che non era proprio nella loro tradizione. È un paradosso, ma era assolutamente inevitabile. Loro riescono a ritrovare il senso di unità reinventando una tradizione in chiave contemporanea, e cioè come riprendendo dal cristianesimo, per motivarla però come dicendo, e in realtà siamo noi. Vedete questo gioco di illusioni. Per esempio danno lo Shinto di Stato, che sarà la religione di Stato per 40 anni, ma tutto sommato ancora qualche cosa c'è, pone il culto su un Dio unico, la dea Amaterasu, e non era così. C'era un panorama panteistico, c'erano tante divinità, era il bello, era la bellezza intellettuale e religiosa della loro tradizione, ma la negano. Tutto converge verso il concetto di uno. Uno è il Dio. Un unico testo che loro dicono rivelato, il Kojiki. Qualsiasi dei miei studenti sa che il Kojiki è un testo, fu una noiosissima peraltro, trattazione delle genealogie, di una rimanipolazione di miti, eccetera, ma diventa in quell'epoca qualche cosa che contiene la parola divina e naturalmente la verità unica. Questo è ahimè la modernità. Non avevano un sistema, il buddismo aveva dato loro uno strumento ermeneutico, come la teoria di Upaya Kausalya, che permetteva a loro di gestire la pluralità del vero, un sistema molto sofisticato, che oggi certamente attrae, ma lo negano, non hanno bisogno di questo strumento. E questo strumento che ormai li ha portati a un collasso è troppo complesso, è una complessità che non riescono a gestire. È più sicuro pensare che la verità è una sola e che tutto il resto è falsità. E su questa unica verità si costruisce una chiesa per la prima volta. Tutte le comunità erano convissute in Giappone. Gli unici che non avevano accettato la convivenza con altre religioni, mi spiace dirlo, erano i missionari cattolici del 1500, ma erano stati poi cacciati. Quindi, però adesso lo Stato, in nome dell'unica verità, fonda una chiesa, e a capo di questa chiesa politica e militare c'è l'imperatore come termine di incontro e di congiunzione fra cielo e terra. Si crea quindi un kokutai, e cioè un corpo dei cittadini, un corpo della nazione che si identifica nel corpo dell'imperatore, che è un corpo divino. Quindi voi avete l'idea che noi stiamo rivivendo un mondo antico perduto che finalmente abbiamo ritrovato. E saremo quindi uniti in Lui, ma siamo unici. Vedete, quest'idea della discendenza di Dio può farci sorridere, però era accattivante, perché aggiungeva al termine unico, al termine di unità, il termine di unicità. Siamo insieme, siamo uni e siamo unici. Il che vuol dire che siamo fuori dalla logica perversa dell'evoluzionismo storico che ci ha condannati. Abbiamo le nostre strade, che non sono le loro strade. Ma sapete, l'unicità è motivo di orgoglio nella retorica nazionalista, ma in realtà non è un premio, è un prezzo molto caro, molto caro. È un prezzo che la cultura paga, e cioè di avere sempre un rapporto squilibrato con l'alterità, ma per definizione, perché se siete unici non potete essere paragonabili ad altri.
E quindi il paragone è sempre falsato. Siete unici, quindi siete o superiori o inferiori. E in quel momento il Giappone era vincente, aveva vinto la guerra con la Russia, aveva raggiunto un livello tecnologico fondamentale. A questo punto erano davvero i primi. I disastri poi che questa idea di essere unici e di essere primi, di essere figli di Dio e figli di Dio si concede tutto, di portare la luce in Asia, era una forma coloniale rivestita di un linguaggio religioso di stampo cristiano. Tutte le unicità hanno bisogno di un'alterità. L'identità ha bisogno di un nemico con cui confrontarsi e per potersi stabilire come vera e unica via. Il nemico allora furono i nemici, furono il cristianesimo e il buddismo. Perché? Beh, il cristianesimo è facile, era la loro religione e quindi bisognava religionarla, pur imitandola. Ma l'altra era il buddismo. Che cosa accomunava cristianesimo e buddismo? Il fatto che fossero tradizioni universalistiche. Erano per tutti gli uomini sono uguali, tutti gli esseri senzienti sono uguali. E questo in quel momento non poteva essere accettato. Noi siamo diversi, noi ci poniamo su un punto di vista diverso. Su un punto di vista diverso non solo ontologico, siamo figli di Dio, ma l'ermeneutica che ci contraddistingue è un'ermeneutica diversa. Qui rientriamo, e mi porto alla conclusione, qui rientra in gioco in un altro senso religioso che viene estremamente accentuato e che farà parte della retorica con cui ancora oggi viene in parte visto il Giappone. Vi ricordate, vi ho parlato della delegazione giapponese che va al congresso delle religioni di Chicago. Fra di loro c'è un giovane, si chiama Suzuki Daisetsu Teitarō. E lui ricorda, e ricorderà sempre, quanto bruciante fu la delusione di quell'evento, quante erano le attese, perché se avessero trovato un pubblico che avesse detto loro sì, è vero, anche i popoli altri hanno la loro via verso la modernità, avrebbe restituito loro la dignità, gliel'hanno tolta la dignità. E lui non se n'è dimenticato. Siamo negli anni 30, Suzuki è cresciuto e pubblica in inglese, quindi per il pubblico americano, una rivisitazione dello Zen. E lui stesso che aveva fatto parte della delegazione che sosteneva che lo Zen era l'esprit de razionalité, era la razionalità, lui cambia radicalmente interpretazione e fa dello Zen una via mistica al di là della ragione, E si crea una dicotomia che aiuterà, sarà la bandiera dei paesi in via di sviluppo, pensiamo a Gandhi, pensiamo a Tolstoi, eccetera, in cui i vinti in qualche modo diventano vincitori. Con questo abbinamento noi abbiamo perso la battaglia contro la ragione, ma la vostra è una ragione tecnologica, è una ragione senza anima, voi siete dei pragmatisti. È un'accusa, è un luogo comune, ma tutto l'Oriente ci ha creduto, l'Occidente è pragmatico, è razionalista, è ottuso. L'Oriente è perdente, ma è spirituale, è mistico, al di là della ragione. Lo Zen diventa una corrente mistica che salva da una parte il buddismo in Giappone, perché riporta il discorso all'interno del discorso nazionalista. Nessuno ci può capire, noi siamo unici. Lo spirito zen è solo giapponese e lo spirito zen mistico è comprensibile solo ai giapponesi. E noi siamo al di là della modernità. Questo sarà uno dei temi portanti di quando poi gli americani, la giovane generazione americana, la Big Generation, leggerà tutta la spiritualità occidentale in questa chiave. L'Oriente è mistico, lo Zen è un'esperienza di alto misticismo contro la razionalità capitalistica della società americana opulenta degli anni 60. Come possiamo concludere? Vedete quindi come il fatto che non ci sia un'attenzione dichiarata al mondo religioso nascondesse delle tensioni, delle lacerazioni profonde. C'era una battaglia sotto, che questo silenzio nasconde.
non è che non fossero religiosi, è che in quel momento il mondo religioso era in discussione, era tirato da una parte e dall'altra, si era trasformato in un discorso fortemente ideologico, in cui il Giappone si stava giocando tutto. Oggi io penso che sia i fotografi giapponesi sia i fotografi occidentali vedrebbero il fenomeno religioso con molta attenzione. Ci sarebbe certamente sempre un altro sguardo esotico, questo ci sarà, è difficile, lo confronteremo. Poi pensate se fra un po' ci fosse un'altra exhibition di fotografie di contemporanei sul Giappone, vedere le differenze di occhio e di sguardi, non solo di colori, di forme. Però ecco, la differenza che io noto è che se dovessimo parlare di esotismo, io direi perché diventerebbe uno sguardo eccessivo. Io posso capire come un giapponese non abbia voluto comprare quelle foto. Adesso le vendono. Sono foto che nascondono veramente questo sguardo di sostanziale disprezzo, di esotico così, tutto un po' incomprensibile, che glielo vendi per un souvenir e basta. Non c'è un'elaborazione sotto, non la volevano avere. Adesso la stanno forse esagerando dall'altra parte. Il sogno dello zen, il sogno della spiritualità orientale sta diventando quasi eccessivo, sta diventando al di là delle persone, sta diventando un sogno che passa anche in questo caso sopra le persone. Però c'è una vena, che è la cosa più bella, che è la differenza, e che loro denotano come postmoderno, cioè come fine dell'università, un'attenzione più vera, più sincera, da una parte e dall'altra della diversità. Oggi forse la modernità si chiude con questa accettazione del relativo, accettazione della verità plurima, accettazione di una fede che sento come diversa ma che penso mi arricchisce e che faccia parte del mio stesso bagaglio spirituale. Non è la bugia, ma forse è una verità altra che rende la mia ancora più luminosa. Vi ringrazio.